Ho visto una stima, siamo attorno ai 3.000 mi sembra in Veneto, cantieri bloccati. Sono 3.000 i cantieri del Superbonus bloccati in Veneto su un totale di circa 12.000. Questo è il dato che racconta di come sta l'edilizia privata, che dopo la sbornia legata al Superbonus 110% vede il comparto avere una perdita del 7% rispetto al 2022. Ha lasciato sostanzialmente a presente una terra dopo un bombardamento, una situazione di imprese che non sanno come andare a pagare i dipendenti, come pagare i fornitori, un rapporto con le banche che si è congelato e quindi tanta paura, tanto timore di non riuscire a rivedere quello che sarà lo splendore che abbiamo rivisto negli ultimi 4 anni. Per ora, grazie al PNRR, tiene l'edilizia pubblica, resta l'incognita per quello che succederà dopo il 2026, quando finiranno questi fondi europei. Due gli scenari: il primo è quello di tornare all'austerity che ha caratterizzato gli anni passati, il secondo invece è legato ad un ragionamento globale dell'Unione Europea che deve portare avanti. Anche l'Europa dovrà, secondo me, prendere atto del fatto che dietro dei numeri che possono avere anche degli effetti negativi c'è bisogno di concordare con lo Stato, in questo caso con l'Italia ma con tutti gli Stati, un percorso che consenta alle economie dell'Unione di mantenere il passo con la produttività e con la crescita che le sfide globali richiedono a tutto il territorio dell'Unione. L'appello che i costruttori fanno al governo è di chiarezza e certezza nelle norme. Ormai non è più credibile l'interlocutore che ci sta dando delle regole che dopo vengono cambiate in corso d'opera e che soprattutto fa delle modifiche normative retroattive. Chi può investire su questo genere di comparto, visto che questa è la serietà dell'interlocutore?